Cos'è il progetto Biologico Plus? Progetto Biologico A++, che rappresenta un acronimo il cui significato è Sistema Pilota di Gestione dell'Azienda Agricola Biologica a Bassa Entropia, mediante l'interpretazione del fattore ambientale, il prevalente ricorso ai preparati naturali e l'ausilio delle tecniche dell'agricoltura di precisione. Cos'è l'agricoltura biologica? Il metodo di produzione agricola che non fa uso di presidi chimici e di prodotti estranei al contesto naturale, che consente di produrre cibi sani, idonei alla felicità dell'uomo e rispettosi dell'ambiente. È una giornata diversa, è una giornata di campagna, un progetto biologico basato su tecniche ecologiche di contenimento delle erbe spontanee. Assolutamente sì. La biodiversità funzionale, la biodiversità in generale è uno dei presupposti di riferimento per l'azienda agricola biologica. Il nostro progetto è biologico A++, quindi biologico plus, verte nell'utilizzo delle migliori tecniche innovative disponibili a livello internazionale e tutte tendenti a ridurre l'impatto dell'azione dell'attività di produzione sull'ambiente. Quante volte abbiamo sentito parlare di diserbanti che uccidono le api, di diserbanti che uccidono gli insetti, che alterano gli ecosistemi. E quindi è necessario sì contenere le erbe spontanee, ma farlo in maniera assolutamente compatibile ed ecologica, cioè senza alterare gli ecosistemi e senza ridurre la biodiversità, che è il principale alleato dell'azienda biologica. Oggi abbiamo messo a confronto due tecniche, un arato a dischi di alta prestazione a pistoni e una macchina che attiva praticamente il contenimento delle erbe spontanee attraverso un getto di vapore ad alta temperatura. Parliamo di 120 gradi ad un'atmosfera di pressione, con l'aggiunta di un piccolo additivo a base di prodotti assolutamente naturali e di propoli. Questo ci consente l'azione combinata di questi due macchinari ci consente di agire su tutte le superfici coltivate, praticamente, ma anche sulle superfici di pertinenza dell'azienda multifunzionale, perché l'azienda biologica è tale quando è anche multifunzionale, quando oltre alla attività di produzione dei prodotti offre anche servizi al territorio. Presenti a questa manifestazione due eccellenze italiane, la ditta Zaffuto di Grotte che ha fornito i servizi, soprattutto relativamente alla macchina, quindi all'erpice a dischi, e la ditta Cavalli Erbeside, che praticamente ha messo a disposizione questa macchina innovativa per il contenimento delle spontanee. Questa giornata ha permesso a tutti gli operatori di vedere come agire con contenimento delle erbe spontanee in maniera ecologica, in maniera da non inficiare l'ambiente e da rispettarlo. Soprattutto l'utilizzo del diserbo a vapore permette l'utilizzo di una tecnica innovativa che con bassi consumi energetici permette di contenere la flora senza intaccare la fauna e senza naturalmente utilizzare delle sostanze che nuociono all'ambiente. L'utilizzo dell'erpice a dischi permette di utilizzare un metodo che è innovativo per queste zone, perché l'erpice a dischi veniva utilizzato in passato nelle zone con terreni sabbiosi. Oggi, grazie all'utilizzo di nuove tecnologie con i pistoni, con la pressione, si può utilizzare anche in terreni argillosi e in terreni in cui vi siano grandi quantità di erbe spontanee, che riesce a estirparle tranquillamente. Tutto questo è stato possibile grazie al progetto, appunto il progetto finanziato dalla sottomisura 16.1, attivato dal gruppo operativo Isola Bio Sicilia, appunto, che si chiama Biologico A++.
Un progetto che tende ad utilizzare, a provare delle tecniche nuove nel campo dell'agricoltura, soprattutto nel campo dell'agricoltura biologica. I vantaggi sono perché il coltivatore a dischi praticamente si risparmia i costi e il tempo per la coltivazione dei terreni. Si usano molto i coltivatori a dischi per quanto riguarda il rovescio, per le culture biologiche più che altro, e anche a campo aperto. È un attrezzo molto innovativo. Questo qua è un attrezzo che lo costruisce la ditta San Clemente, di Vito San Clemente, funziona pneumatico, con pressione regolabile, con dischi dentati da 61, ed è un attrezzo che sta dando, diciamo, è la novità del momento, che per ora tutti gli agricoltori stanno apprezzando questo prodotto. Oggi abbiamo fatto un intervento con il nostro sistema di diserbo ecologico, ci occupiamo di uno shock termico a 120-140 gradi, quindi che ha tutta una serie di altre implicazioni poi per il terreno, compresa la disinfezione. E niente, quindi domani dovremmo avere già il primo risultato tangibile, cioè dovrebbe essere già tutto secco. Oggi abbiamo trovato una giornata molto ventosa, ma questo ci ha permesso di lavorare lo stesso, perché il nostro sistema non ha nessun tipo di deriva, quindi non andiamo a inquinare o a sporcare aree o a trattare aree non desiderate. Utilizziamo delle campane che mantengono il più possibile il calore a terra. Portiamo, come ho detto prima, le foglie ad alte temperature, facciamo arrivare quindi le piante a 120-140 gradi, questo ci permette di far andare in ebollizione la foglia, e tutta la sostanza contenuta all'interno vengono poi trascinate dalla linfa discendente anche all'apparato radicale, andando a intossicarlo. Usiamo un additivo naturale di nostro brevetto che serve a migliorare le prestazioni del vapore e a mantenere per più tempo il calore sulla foglia, e allo stesso tempo l'acidità, la lieve acidità che utilizziamo ci permette di avere un ritardo nella ricrescita degli altri semi, quindi nello sviluppo delle piante che non sono ancora germinate. È stata sicuramente una giornata molto interessante per tanti punti di vista. La mia azienda fa il biologico da più di 30 anni, e quindi tutte le nuove tecniche e le innovazioni qui sono le benvenute, soprattutto quelle che rispettano l'ambiente e sono ecologiche. È anche importante per noi il discorso del risparmio, perché per esempio la prova con l'erpice a dischi in un'azienda che fa inerbimento, quindi riuscire con un solo passaggio ad interrare le erbe che noi abbiamo avuto, quindi per riutilizzarle da sovescio, significa un importante risparmio che oggi non guasta in nessuna azienda. Ma è anche la prova con il diservo a vapore può trovare sicuramente in un'azienda come la mia diverse logiche di utilizzo, soprattutto in quei settori dove non si può andare con i trattori e quindi siamo costretti a fare magari un lavoro a mano. Questo potrebbe ridurre i costi e non ci permetterebbe di fare un buon lavoro assolutamente senza nessun tipo di controindicazione a livello di ecosistema della nostra azienda. Come deve essere il cibo che rende felici? È ormai risaputo che da una buona alimentazione dipende in buona parte la felicità dell'uomo, pertanto il cibo deve essere salutare, tradizionale, a basso impatto ambientale, semplice ed essenziale e ancora sostenibile e attento all'ambiente. Chi sono i protagonisti del progetto? Il progetto biologico A+++, finanziato nell'ambito della sottomisura 16.1 del PSR Sicilia, è un progetto di cooperazione tra aziende biologiche, trasformatore e centri di ricerca che assieme hanno creato un gruppo operativo con capofila il consorzio Isola Biosicilia. Il coordinamento scientifico del progetto è stato affidato al CREA, Centro di Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, della sede di Acireale, che insieme al CREA, Colture Industriali, Laboratorio di Cereale, hanno avuto il compito di trasferire e diffondere nella realtà siciliana le innovazioni messe a disposizione dalla ricerca scientifica internazionale relative ai diversi protocolli per la gestione sostenibile dell'azienda agricola biologica e multifunzionale a bassa entropia.
Timpanaro vuole parlarci di questa specialità che è la marmellata di agrumi biologici? Sì, buonasera. Sì, abbiamo in questo progetto biologico A++ abbiamo sviluppato una marmellata funzionale. Questo perché il consumatore di oggi è sempre più attento a ciò che consuma e quindi è più attento alla propria salute. Quindi pensiamo che oggettivamente fare degli alimenti, delle preparazioni salutari sia essenziale. Abbiamo lavorato facendo questa marmellata che ha appunto attività prebiotica, quindi aiuta la nostra salute, ci fa sentire meglio e abbiamo fatto delle analisi, quindi l'abbiamo caratterizzata dal punto di vista chimico-fisico, dal punto di vista microbiologico e anche dal punto di vista sensoriale, perché qualsiasi cosa che mangiamo deve essere anche buona ovviamente, e abbiamo ottenuto un prodotto che secondo noi può andare a inserirsi all'interno di un segmento di mercato molto interessante sia nazionale che estero. I risultati finali sul progetto biologico cosa svelano? Enormi passi in avanti nel corso degli anni? Sì, per quanto riguarda l'azione 8 che riguardava appunto la valutazione di grani antichi siciliani, partendo dai 52 grani antichi siciliani di frumento duro ne abbiamo selezionati 3 e li abbiamo messi a confronto con il Cappelli, in particolare il Margherito, il Russello e il Perciasacchi. Abbiamo preso la granella che è stata ottenuta nelle aziende partner del progetto, l'abbiamo molita e sono state condotte le analisi chimico-fisiche, reologiche e tecnologiche. Siamo arrivati poi a fare la pasta, a produrre la pasta di questi grani e abbiamo fatto anche le prove di cottura fino all'analisi sensoriale. I risultati sono entusiasmanti in quanto queste paste durante la cottura emanano dei profumi particolari, il sapore è ottimo, abbiamo condotto appunto una valutazione sensoriale, abbiamo stabilito dei descrittori e i risultati sono molto incoraggianti. Questa è stata una delle strategie, diciamo. L'altra strategia invece ha riguardato le diverse tipologie di molitura di questi grani antichi. In particolare siamo partiti da Gioia e Capeiti e abbiamo valutato 3 tipologie di molitura: la molitura a pietra, solo a pietra, la molitura a cilindri, cioè quella normale, moderna che viene condotta, e una molitura mista. E anche qui abbiamo condotto delle analisi chimico-fisiche, reologiche e tecnologiche fino a ottenere la pasta. Naturalmente ci sono differenze notevoli in termini di colore della pasta, di contenuto in fibre, di tempi di cottura fino all'analisi sensoriale. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi del progetto biologico A++ si possono riassumere nei seguenti punti. Trasferire il know-how scientifico e sviluppato nell'ambito di diversi progetti di ricerca e le più valide soluzioni tecnologiche disponibili alle aziende biologiche siciliane. Applicare al comparto biologico regionale nelle sue diverse filiere innovazioni e conoscenze per ridurre il consumo energetico, idrico e favorire la produzione sostenibile. Diffondere la conoscenza delle buone pratiche agronomiche e dei protocolli di produzione ispirati all'uso dei fattori di produzione interni al settore primario. In altre parole, la diffusione di soluzioni e opportunità pronte per essere utilizzate nella pratica per rispondere ai bisogni degli agricoltori, del gruppo di progetto e delle aziende biologiche siciliane in generale. Ad Agrigento il convegno di chiusura del progetto biologico A++, una iniziativa che ha riunito la ricerca, l'innovazione e tradizione nell'ambito dell'agricoltura biologica siciliana. Si stanno facendo davvero progressi. Sì, assolutamente sì. Diciamo che questi progetti sono stati finanziati, sono stati voluti all'interno del PSR 14-22 della regione siciliana proprio allo scopo di mettere assieme in un unico progetto diverse figure, dall'imprenditore agricolo agli enti di ricerca, agli enti pubblici,
ai soggetti operanti nella filiera, proprio allo scopo di individuare ed effettuare dei progetti di ricerca che domani potessero avere una valida applicazione dal punto di vista pratico. L'innovazione può davvero essere trasferita efficacemente all'agricoltura attraverso il progetto biologico? Direi proprio di sì, è stato un progetto molto innovativo che ha visto la partecipazione di diverse aziende agricole del territorio dell'Agrigentino e le innovazioni sono state trasferite direttamente dai centri di ricerca, in particolare il CREA di Acireale, sede di Acireale, che è stato responsabile scientifico di questo progetto, direttamente alle aziende. Abbiamo trovato un tessuto molto fertile in questo territorio, le aziende sono state molto partecipe e sono state anche molto propense alle innovazioni che la ricerca ha voluto trasferire. Siamo molto contenti e sicuramente siamo riusciti nel nostro intento. Gli obiettivi specifici che ci eravamo proposti oggi possiamo dire che sono state trasferite alle aziende. È stato un progetto che ha trovato molto tessuto innovativo in questo territorio. Le innovazioni di cui oggi vi presenteremo i risultati finali sono già pronti per essere già impiegati in questo settore dell'agricoltura biologica. Molte aziende che vogliono avvicinarsi a questo tema oggi possono farlo. Sicuramente le aziende agricole che si vogliono convertire in biologico, ascoltando questi risultati finali, saranno sicuramente propensi a farlo. Chi è il Consorzio Isola Bio Sicilia capofila del progetto? Il consorzio, fondato nel 2005, nasce con l'obiettivo di promuovere e valorizzare prodotti biologici siciliani e contrastare gli effetti negativi della globalizzazione, svolgere continue attività di comunicazione e informazione sui temi della produzione, trasformazione e consumo di prodotti biologici, ha tra l'altro curato la redazione di una serie televisiva di ben 20 puntate sul biologico mediterraneo e la pubblicazione di un libro, Fermo Immagine, Viaggio nell'agricoltura biologica mediterranea. Ha al suo attivo numerosi progetti di trasferimento dell'innovazione sviluppate nell'ambito delle passate programmazioni PSR e PON, in collaborazione con il CREA, il CNR di Palermo. In un mondo in cui la contaminazione è diffusa, si fa largo il ricorso a preparati naturali e l'ausilio delle tecniche dell'agricoltura di precisione. Si ritorna un po' agli antichi stili di una volta. Sì, grazie all'agricoltura biologica siamo in grado di conservare, di valorizzare e di riproporre la biodiversità degli agrumi, ma anche dell'olivo, e tutte le colture mediterranee possono essere riproposte, coltivate, e i prodotti ottenuti offerti ai consumatori italiani, consumatori anche siciliani, garantendo il rispetto della qualità, dei criteri di qualità, e anche nel rispetto dell'ambiente. Insomma, questo progetto abbia dato un grosso contributo all'agricoltura biologica, alle specie che vengono coltivate, soprattutto all'olivo, agli agrumi e altre specie, anche alle specie delle colture industriali, del frumento in particolare, che sono le specie più diffuse, la cui superficie in agricoltura biologica è più rappresentata in Italia. Penso che questo convegno sia importante proprio per divulgare questi principi dell'agricoltura biologica, che deve coniugarsi oggi con l'agricoltura di precisione, quindi coniugare rispetto dell'ambiente, agricoltura biologica e agricoltura di precisione. Anche l'Istituto Galilei Livatino di Canigattia ha voluto partecipare a questo convegno di chiusura sul biologico A++. L'importanza di portare sulle tavole appunto il biologico. Per noi dell'Istituto Galileo Livatino è importante questo convegno, perché il nostro istituto è soprattutto un istituto con un indirizzo
l'inizio di professionale agrario, quindi i nostri studenti già dal terzo anno cominciano a comprendere l'importanza del biologico, l'importanza di studiare le nuove tecnologie applicate all'agricoltura e all'utilizzo di non più pesticidi ma di altri composti che non sono più chimici e che possono migliorare la sostenibilità ambientale. Quindi noi siamo veramente felici oggi di essere qui per poter assistere a questo convegno e vedere effettivamente come queste aziende agricole rispondono agli obiettivi di Agenda 2030 sulla sostenibilità ambientale. 100 attività per un biologico plus. Azione 1. Valorizzazione della biodiversità naturale e coltivata attraverso pratiche innovative per la valutazione degli ecosistemi ecologici aziendali. Azione 2. Sistemi innovativi di monitoraggio delle variabili microclimatiche e ambientali dell'entomofauna aziendale mediante l'uso di trappole ferroormoniche elettroniche a controllo remoto. Azione 3. Pratiche e sistemi sostenibili per il mantenimento della fertilità generale, la nutrizione di produzione, sistemi innovativi di produzione, compost aziendali e comunità. Azione 4. Introduzione delle specie xerofile negli ordinamenti culturali per l'aumento della biodiversità e la valorizzazione delle risorse idriche. Azione 5. Gestioni delle problematiche agronomiche e fitosanitarie mediante il metodo biologico, l'uso di prodotti naturali e dei preparati autoprodotti. Azione 6. Utilizzazione di macchine per la pratica del diserbo meccanico e la semina su sodo. Azione 7. Utilizzazione di preparati naturali nel processo di trasformazione, prodotti funzionali e ad alta digeribilità, marmellate funzionali da agrumi siciliane. Azione 8. Caratterizzazione qualitativa della pasta biologica secca di grani antichi siciliani. Azione 9. Valorizzazione dei sottoprodotti agricoli per la produzione di energia termica in forma di vapore ad alta temperatura. Azione 10. Sistemi innovativi per l'uso efficiente della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque, utilizzo della fitodepurazione per il riuso delle acque bianche e acque di lavaggio. Azione 11. Uso di sistemi innovativi per la commercializzazione dei prodotti aziendali e la gestione sostenibile delle dinamiche logistiche aziendali e il trasporto delle merci. Azione 12. Introduzione di applicativi innovativi per la implementazione dei circuiti di offerta turistico-ambientale e la valorizzazione degli aspetti esperienziali della produzione biologica. Azione 13. Valutazione e misurazione della sostenibilità ambientale ed economica globale dell'azienda e del processo di produzione in termini di riduzione delle emissioni di carbonio e dell'impronta ecologica. Azione 14. Promozione dei contenuti di prodotto e dei claims ambientali attraverso sistemi specifici. Azione 15. Creazione di un sistema esperto, software gestionale, per la gestione integrata degli input e delle strategie di progetto. Azione 16. Divulgazione. Quali risultati sono stati conseguiti con le analisi sulle performance economiche e la resilienza dei sistemi agricoli multifunzionali? Allora, il progetto Biologico A++, che oggi volge al termine col convegno finale, nel giro di 3 anni, anche più di 3 anni di attività, ha fatto molto nel campo dell'analisi, della multifunzionalità e della resilienza delle aziende agricole. Abbiamo potuto appurare tramite l'applicazione delle ricerche proposte dal progetto delle aziende agricole che le aziende agricole biologiche siciliane e nello specifico agrigentine hanno una grande capacità di resilienza, quindi di adattamento ai mutamenti
cambiamenti economici e climatici che si stanno avvertendo. Anche questo va grazie alla multifunzionalità delle aziende agricole biologiche, che riescono a coniugare tradizione e innovazione per confrontarsi al meglio con il mercato. Abbiamo ad esempio potuto appurare come l'azienda agricola biologica Agrigentina riesce a riutilizzare ciò che produce, gli scarti di produzione ad esempio, abbiamo potuto appurare quanto le risorse idriche vengono gestite meglio nelle attività agricole. Tutto questo connubio permette di dire con certezza che il biologico è l'unica attività agricola ad oggi che si coniuga con un corretto utilizzo dell'economia circolare. Qual è il principale risultato raggiunto da questo progetto? L'avere contribuito ad assicurare alle aziende un sostegno alla qualità del prodotto biologico siciliano attraverso l'idea di qualità totale, cioè unire alla bontà delle produzioni siciliane i valori aggiunti della sostenibilità e della multifunzionalità. Il manuale e le altre risorse del progetto sono scaricabili dal sito www.biologicoplus.it. Il progetto biologico sta davvero tracciando nuove strade per un futuro sostenibile e il convegno di chiusura di Biologico A++, e quando si tratta di una chiusura si fanno anche bilanci che sembrano essere davvero più che positivi. Assolutamente sì, questo progetto Biologico A++ non si accontenta, parte dal concetto che non si accontenta del biologico con i suoi requisiti che già sono importanti, quelli che occorre rispettare per potersi avvalere del marchio europeo del biologico, ma vuole andare oltre. Pensa ad un biologico che sia anche sostenibile, che sia in armonia con l'ambiente, con la natura, che crei un'intersezione tra ecosistema aziendale ed ecosistema globale e che guardi anche alla solidarietà dell'approccio e guardi anche alla multifunzionalità dell'azione dell'azienda. Il progetto ha consentito di creare un gruppo di lavoro veramente molto armonioso che presuppone una continuità nel tempo di questo ecomodello. Il lavoro è stato riassunto in un manuale che io vorrei illustrarvi se è possibile, quindi manuale per l'agricoltura biologica e sostenibile, che è un valido supporto per tutte le aziende, ma anche per le aziende convenzionali, non per forza biologico, che vogliono transitare all'agricoltura biologica e sostenibile. Qual è il punto principale di questo progetto? È quello di essersi sforzati per comprendere la biodiversità naturale e coltivata. La biodiversità naturale, sia essa vegetale che animale, ha consentito di elaborare quello che si chiama biodiversità funzionale, cioè quello strumento di interpretazione attraverso cui la natura ci dà un supporto in tutto quello che facciamo. Il risultato è che il processo di produzione del cibo è risultato più facile, più agevole, perché come alleato, guarda caso, abbiamo la natura. Per quanto riguarda la difesa dei prodotti, laddove ce ne fosse bisogno, abbiamo sperimentato l'uso di preparati naturali a base di aglio, di peperoncino, di ortica e così via. Abbiamo interpretato attraverso la raccolta e la lettura dei dati le condizioni, l'andamento climatico, per capire quanto bisogna preoccuparsi di questi famosi cambiamenti climatici o se invece sono corsi e ricorsi e comunque sono elementi da interpretare bene senza paura ma con razionalità. Abbiamo sperimentato le antiche varietà di grani antichi per vedere il risultato che danno dal punto di vista agronomico e dal punto di vista organolettico nella loro trasformazione in pane e pasta. Insomma, abbiamo fatto di tutto e di più. E
quello che è il risultato è una grande quantità di informazioni che abbiamo racchiuso in questo manuale, ma non solo, e che sono a disposizione di chiunque vuole utilizzare queste conoscenze per pensare ad un'agricoltura biologica che produca cibo buono per la felicità degli uomini e che produca anche altri servizi per far quadrare i conti economici dell'azienda.